Okay, guys, say hello because I have to do this. Hello, because I have to No, but We have to do this. but in Italy, in Italian, like, it's okay. Buongiorno. Buongiorno. Really? Yeah, but ok, good. Amici bellini, allora no, dobbiamo, perché il che fare è così, però è un festival che dobbiamo fare così, quindi avete conosciuto anche un po' la band e se siete curiosi cercate Enrose, Enrose, tutto attaccato, Gabi, sax, eccetera, eccetera. Ma che sta succedendo? Non lo so se l'ho chiamato così il video. È interessante, questi cominciano a suonare. È interessante la storia e si sta avverando un pochino quella che era la mia speranza. Sole. La mia speranza. Sembrano di Purple, sembra Santana. La mia speranza di avere un portiere, cioè il Napoli ci ha pensato, il Napoli ci sta riflettendo, non poteva prendere un profilo così e così, e addirittura qua si parla di visite mediche, si parla che si sono messi d'accordo. Vedi com'è importante avere un rapporto con anche, perché poi c'è stata la cosa di Koulibaly, evidentemente ha attaccato il telefono e poi hanno alzato subito. A proposito, mi sono dimenticato di dire, ma ci potete pagare pure tutto ok? Ma questo praticamente è lo scenario che si sta profilando, ecco. Qualcuno era convintissimo di Navas, qualcuno continua a parlare di Neto, ma adesso le notizie che arrivano su Kepa sembrano quelle incredibili, cioè 9 milioni di ingaggio, mamma mia. Qua ovviamente il tifoso che vuole essere un pochino preoccupato e puntiglioso potrebbe anche dire, ma è mai possibile, si levano un portiere, vuol dire che è proprio una schifezza. Io vi dico, chi di noi ha seguito Kepa per filo e per segno? Ci sono sicuramente alcuni amici bellini che mi possono scrivere nei commenti, io seguo la Premier League, io l'ho seguito prima, lo conosco bene, questo e questo, pregi e difetti. Sicuramente io una cosa che vi devo dire, sicuramente è un portiere di personalità, che è quello che ci serve. Poi farà qualche papera, che papera, la cosa, che papera stai facendo? Non fa niente, prendiamoci il portiere di personalità, speriamo a questo punto che si possa fare in fretta, perché è una difesa che parla italiano, spagnolo, coreano, albanese, italiano, portoghese, un po' uruguagio, è un macello. Quindi lì, mamma mia che rumori, lì dobbiamo muoverci per creare poi quelle sinergie in difesa, perché chi comanda la difesa la deve comandare lui, cioè deve arrivare e deve già comandare lui tutto quello che saranno i movimenti eccetera eccetera. Non c'è Calzona, Spalletti, insomma lo staff dovrà fare un lavoro importante, che ricordatevi sempre che non si fanno con le figurine i campionati, le vittorie non si fanno con le figurine, quindi bisogna sempre mettere tutto bene. Però pompieraggio generale, sempre un po' equilibrio, sempre attesa, non bolliamo i giocatori, non decidiamo quei stash cards che stanno un po' giocare, perché non funziona così il calcio. Poi dopo si fanno brutte figure e si deve tornare indietro sui suoi passi o si sparisce e non si commenta più. Invece noi con calma guardiamo le cose come le dobbiamo guardare e con calma le analizziamo. Dopodiché il Kepa è un conto e quindi questa è una priorità assoluta del Napoli. Quella che anche è una priorità è sicuramente questa figura dell'attaccante, mentre su Raspadori pare che veramente siamo ai dettagli. Nel frattempo dobbiamo registrare questi tre rumor di mercato che riguardano Napoli e Juventus. Nel giro di 24 ore è uscito che la Juventus pensa a Fabian Ruiz, perché dopo l'infortunio di Pogba. È uscito che la Juventus, scusate, ci eravamo dimenticati, ci interessa pure a noi Raspadori, i bastoni tra le ruote, sai, queste cose. E poi addirittura le notizie di Mertens che starebbero pensando, eccetera, eccetera. Mi sa di classica operazione giornalistica che tende a minare un pochino quelli che sono gli equilibri, destabilizzare l'ambiente, creare delle preoccupazioni
una dietro all'altra, queste 3 notizie mi sembrano un po' strane, eh? Ragioniamoci, pensiamoci, non vorrei proprio immaginare cosa possa accadere in caso di una soluzione del genere. E poi c'era un'altra cosa, lo stesso Fabian, si parlava di un incontro tra l'entourage e il Manchester United. Allora è proprio una possibile rivoluzione totale. Questo, ragazzi, io ve lo dico subito, può portarci a un campionato entusiasmante, perché noi sì, la nostalgia, certi giocatori che volevamo trattenere, va benissimo, Koulibaly, la storia del Napoli, però siamo anche quelli che a un certo punto, dopo le varie sconfitte chiave, quei momenti in cui devi accelerare e non riesci, abbiamo pure detto, avendo tutto quanto, l'abbiamo detto, dobbiamo essere onesti. Allora un cambiamento anche radicale può essere anche che è arrivato il momento di farlo, e potrebbe anche andarti bene, che ne sai, restiamo possibilisti. Sicuramente il divertimento, da parte mia, ve lo anticipo, sono emozionato, sono eccitato all'idea di poter valutare nuovi giocatori con nuove caratteristiche, finalmente, perché la conoscevamo a memoria, la storia del Napoli con Insigne, con i soliti, l'anno scorso non era cambiato praticamente niente, sì, un pochino i moduli, ma adesso ci sono giocatori completamente nuovi da vedere, da imparare, da analizzare, scoprire, ecco. Allora là io mi sto già eccitando, non vedo l'ora, ed ecco che esce contemporaneamente la curva B che si vuole abbonare, che pensate un pochino, non importa, De Laurentiis non ci piace, ci abboniamo lo stesso. Ecco, anche un tifo che torna allo stadio è importante per ricreare il famoso entusiasmo, almeno una parvenza di positività in un ambiente che era comunque spaccatissimo in questi mesi, e far muovere la macchina in un certo modo, perché senza poi l'appoggio del tuo pubblico è difficile raggiungere risultati eccezionali, perché ci sono partite che si vincono anche con l'appoggio del pubblico, non vi credete, noi ne ricordiamo, c'è una famosa partita che si ricorda sempre, quella del Chievo, il gol di Diawara, ecco quella partita, oppure fatemi ricordare quella là col Milan, Denis e Cigarini, quel Napoli di Mazzarri là, esistono, questa cosa si dovrebbe riportare a Napoli, perché non è detto che dobbiamo vincere lo scudetto, ma almeno avere quelle emozioni incredibili che te le ricordi anche se non hai vinto niente, e noi qualche soddisfazione ce la dobbiamo togliere. Quindi, ricapitolando, per il portiere adesso è caldissimo il nome di Kepa, incredibilissimo, però se il Chelsea ci dà una mano, perché no? Se il ragazzo è convinto, magari Koulibaly è entrato nello spogliatoio e ci ha messo una buona parola, perché Koulibaly è amico, tra lui e Jorginho si saranno messi là, ma come siete amici, ma fatemi capire, ma a Napoli come si sta? Amico, tu non hai proprio idea, pizza, guaglione, sicuramente Koulibaly e Jorginho hanno fatto tutto questo e Kepa si è entusiasmato e via. Questo potrebbe essere lo scenario fantasioso. Dopodiché, a di difesa, abbiamo deciso che stiamo a posto. Kim ha parlato, ha detto anche cose particolari, io vorrei poi sapere se le ha dette lui o se il traduttore, perché stiamo sempre lì, non siamo sicuri, perché quando mi dice che carpe diem, come mai c'è il carpe diem in petto, le cose? È perché io penso sempre positivo. Io, insomma, i tempi del liceo sono lontani, quindi magari mi sbaglio, ma carpe diem era cogli l'attimo, cioè pensa all'oggi che del domani non per certezza, ragiona adesso, fai adesso le cose perché del domani non è proprio il penso positivo di Giovanotti, ma altri si riflettevano con gli amici, diceva, può essere, quando noi ci facciamo i tatuaggi cinesi, chissà che ci scrivono, cose, linguaggi coreani, giapponesi, e ci pensavamo, no, perché la resilienza non è vero proprio, sta scritto tutta un'altra cosa, quindi può anche essere questo. A centrocampo sempre il dubbio, perché se West Ham fa sul serio su Zielinski, se Fabian veramente decide di andarsene subito, a quel punto devi essere pronto. L'idea anche di Szoboszlai ci fa impazzire, ci fa sentire veramente in brodo di giuggiole. Si parla ancora di Lo Celso, non lo so se sono queste le figure. Si potrebbe anche a quel punto, visto che il Napoli sta facendo degli sforzi importanti sul mercato,
perché poi dicono che piglia pure Simeone, anche Simeone, cioè Raspadori, Simeone, Kepa e tutti gli altri così, è uscito pazzo padrone, è uscito completamente pazzo. Ovviamente questo è ancora nei rumors, dobbiamo sempre vedere quando si fa sul serio, tweet presidenziali, e fate in fretta perché questi ragazzi si devono conoscere e poi io pompiererò nel caso in cui ci vuole un po' di tempo per organizzarsi, ma non ci servono i punti subito, attenzione. Quindi da New York, che in questo caso sto quasi in Canada, devo dire la verità, se mi affaccio vedo Insigne, no, perché Insigne è in trasferta, ma sto quasi in Canada. È tutto, forza Napoli, vediamo quello che succede. State lì, vi piace Kepa? No, ve lo chiedo così tranquillamente, vi piace?